Buonasera dal TG regionale che apriamo con la cronaca perché c'è stato un incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Bruniera nell'azienda Maeg. Un operaio del luogo, Samuele Rizzetto, 39 anni, è rimasto schiacciato a 2 travi riportando gravi traumi al torace e l'addome. All'arrivo del 118 purtroppo era già morto. E ora le altre notizie della giornata, a cominciare dalla visita del Dalai Lama in Friuli. Il ritorno del Dalai Lama a Udine è stato accolto con emozione e commozione in un palacarnera gremito e blindatissimo. Non arrenderti mai, coltiva la non violenza, parla con la voce del cuore. È il filo conduttore degli interventi del Premio Nobel per la Pace Sua Santità Tenzin Gyatso. Insegnamenti da trasformare in compassione e comprensione universale, ha ricordato la massima autorità religiosa buddista, capo spirituale dei tibetani, in esilio in India dopo l'occupazione cinese. Self-confidence. La fiducia in sé è la strada che porta alla pace, ma per svilupparla devi essere onesto, seguire la verità e la trasparenza. L'altra chiave è coltivare la compassione universale, un seme che deve crescere fin da piccoli. Le 2 giornate al Palacarnera si sono aperte con un incontro interreligioso seguito da un dialogo sulla non violenza. In programma ancora l'atteso confronto con gli studenti universitari. Una visita partecipata e blindatissima, altissima la vigilanza attorno al Dalai Lama. Oltre all'abbraccio della gente anche i momenti istituzionali, la consegna del sigillo della città di Udine da parte del sindaco e l'incontro con i vertici di regione e provincia. Il Consiglio regionale ha approvato con maggioranza trasversale la legge che istituisce il Fondo territoriale di previdenza complementare. La Regione si è così dotata di un'infrastruttura di protezione sociale destinata a garantire agli aderenti il livello del reddito al momento del pensionamento. Il fondo è aperto a tutti i cittadini della Regione e a chi vi lavora, dipendenti, pubblici e privati, imprenditori, liberi professionisti, ma anche i precari potranno aderirvi per mettere al sicuro il proprio domani. E sono previste forme aggiuntive di assicurazione per poter usufruire, per esempio, di un sostegno in caso di disabilità. Nel bilancio regionale viene destinato 1.600.000 euro per il 2012 a copertura del fondo. La giunta goriziana del Romoli 2 mixa vecchio e nuovo seguendo il responso delle urne. Neo vice sindaco Roberto Sartori, UDC, per lui istruzione, personale, decentramento e nuovi canali europei di finanziamento. Rimane in squadra l'esperto Guido Germano Pettarin, PDL, che conserva bilancio, finanze e affari legali. Conferma anche per Silvana Romano, PDL, al welfare. New entry Arianna Bellan della lista civica per Gorizia, momentaneamente infortunata. A lei la programmazione economica. La Lega Nord riconferma Stefano Ceretta alle politiche giovanili, sicurezza e polizia locale. Continuità pure nel settore ambientale con Francesco Del Sordi, PDL, che mantiene anche la protezione civile. Volto nuovo alla cultura, Rodolfo Ziberna, PDL. Infine per il Partito dei Pensionati Alessandro Vascotto, neoassessore allo sport. È arrivato in regione il fisco mette le ruote, una specie di giro d'Italia dell'Agenzia delle Entrate che quest'anno ha scelto Spilimbergo, dove per 4 giorni il personale fornirà ai cittadini contribuenti ogni sorta di informazione su dichiarazione dei redditi, posizione fiscale, donazioni e successioni. Un servizio utile pur nel momento peggiore della crisi, quando è più forte il rischio che il contribuente consideri esclusivamente vessatorio il nostro sistema di esazione. Diversamente che altrove, comunque in Friuli Venezia Giulia non sembra che proteste e intemperanze siano aumentate oltre il lecito. In chiusura il tempo, nella notte domattina cielo nuvoloso coperto su bassa pianura e costa con probabili piogge sparse. In giornata nuvolosità variabile sull'intera regione con probabili temporali, specie sulle zone orientali. E con questo è tutto, grazie all'attenzione, buonanotte, a domani.